Proposta di ordine del giorno presentata in data 10/2/2010 dal capogruppo consigliare Sinistra e Libertà Mario Parmetto in merito a norme tecniche di attuazione del PRGC capo settimo zone per attività agricola, articolo 47 zone agricole e interpretazione autentica della norma. Consigliere Parmetto, non procede a leggere. Il Consiglio Comunale, recita così l'ordine del giorno, preso atto che le zone agricole sono quelle parti del territorio caratterizzate dal prevalere delle aree agricole. Io sto leggendo quello che recita la norma, cioè le norme tecniche di attuazione sono raccolte in un volume che appunto è intitolato Norme tecniche di attuazione al piano regolatore, a quanto prevede il nostro piano regolatore generale. All'interno di questo volume ci sono tutte queste norme. Quello che io leggo appartiene all'articolo 47 di questo libro e recita così, che sembrerebbe anche un po' scontato quello che io sto dicendo adesso. Sono quelle parti, le zone agricole, sono quelle parti del territorio caratterizzate dal prevalere delle aree agricole. È ovvio. Il piano regolatore generale comunale, lo segue poi la norma, prevede la conservazione e la valorizzazione di tali aree. Ecco, questo è, diciamo così, il concetto ispiratore della norma. Prevede la conservazione e la valorizzazione di tali aree, che, preso atto che il territorio comunale con caratteristiche agricolo-forestali è ripartito in 3 sottozone, in cui preminenti sono le funzioni produttive agricole e la salvaguardia del patrimonio ambientale. Ancora si preoccupa di sottolineare la norma, ritenuto che, così recitando la norma, comunque esse siano classificate 4, 5 e 6, deve essere consentito ai proprietari di questi terreni l'uso degli strumenti in essa previsti per raggiungere proprio l'obiettivo principale denunciativo dell'articolo 47 sopra richiamato, attraverso la costruzione di fabbricati rustici funzionali all'attività agricola, e ciò indipendentemente dalla loro figura di imprenditori agricoli a titolo principale, se si resta nell'ambito proprio della conduzione del piano. Ritenuto altresì che quanto sopra è imprescindibile e necessario non solo per assecondare il dettato della norma che è tesa ad impedire l'abbandono e il degrado del territorio agricolo, ma anche e soprattutto per difendere il principio costituzionale inalienabile alla difesa di qualsiasi proprietà. E qua faccio appello alla consigliere Gerini, forse potrebbe anche dare una risposta dopo si sta in merito a questo punto. Considerato che diverso il concetto se si considera la residenza, ove le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale prevedono l'individuazione di apposite zone destinate appunto all'urbanizzazione e pianificazione del territorio nell'ambito comunale, zona A, B1, B2, B3, C, C1, eccetera. E quindi dovrà in questo caso, ragionevolmente trovandosi il soggetto in zone diverse, come quelle appunto destinate all'agricoltura, essere sottoposto all'obbligo del titolo di imprenditore agricolo per il rilascio di concessioni edificatorie finalizzate alla nuova residenza, che dovrebbe in questo caso il reddito dell'impresa agricola costituire fonte principale. Constatato che ora, leggendo l'articolo 47, per trarne le disposizioni e gli indirizzi in ordine all'attuazione edificatoria generalizzata, si rileva che, così recita ancora questo articolo, in zona agricola è consentito l'impianto e lo sviluppo delle aziende agricole
e delle attività collaterali. Leggo altresì il disposto della norma dove l'articolo 47 così testualmente recita e autorizza al punto 1 nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze di soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le residenze agricole in zona agricola in particolare è ammessa la modifica del numero delle unità immobiliari. Parimenti per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifiche di destinazione d'uso in residenza agricola. Vecchi magazzini dismessi, stalle dismesse, possono essere trasformate in residenza per i coltivatori. Al punto 3 invece, edifici relativi alle strutture produttive aziendali. Le strutture produttive aziendali sono costituite dai fabbricati rustici necessari all'azienda e funzionali all'attività agricola, quali magazzini da adibire a depositi di mangimi, concimi, foraggi, eccetera, nonché edifici per la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, cantine, eccetera, depositi di attrezzi agricoli, impianti per la produzione di energia elettrica o di calore da fonti rinnovabili. Concludo con questa prima stesura di questo ordine del giorno. Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Comunale dovrebbe deliberare attraverso una interpretazione autentica di questa norma che gli interventi riguardanti il sopra enunciato punto 3 in attuazione dell'articolo 47 delle norme tecniche del piano regolatore generale comunale sono consentiti ai proprietari delle aree comprese nelle zone agricole per l'esclusivo esercizio della conduzione del fondo, anche se i soggetti non sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Fine dell'ordine del giorno, così come io ho depositato le segrete presso le segrete delle comunali. Successivamente, dopo aver avuto dei contatti con l'ufficio tecnico, io ho pensato di integrare questo ordine del giorno, che lo faccio adesso, se mi è consentito, solo per continuare nel spiegare meglio i contenuti di questo ordine del giorno. In effetti, al punto 3, come avete sentito, si fa riferimento anche al concetto di azienda agricola, anche se la norma in particolare non fa poi in maniera specifica mette riferimento alle prescrizioni circa come questa azienda agricola deve configurarsi e come e quali devono essere i titoli che l'utilizzatore di questa norma debba avere obbligatoriamente. Cioè, a parere mio, nessuno, se non quello di essere un contadino di vecchio stampo, che ha ereditato i terreni dei suoi padri, dei suoi nonni, e che ha rappresentato per l'intera comunità di Porcia in momenti di crescita, come sono stati quelli dopo l'insediamento qui nel nostro territorio delle industrie che hanno rappresentato una grande occasione di benessere economico e che hanno dato così forma a quella figura di lavoratore particolare e speciale come nella nostra Porcia, di agricoltore metalmeccanico,